Allora, il cappellino per il man of the match. È un rituale, ce lo lanciano giù dalla tribuna e siamo felici di prendere questo rituale. Delle due mete, qual è che ti è piaciuta di più fare? No, entrambe, assolutamente entrambe. Specialmente devo dire la seconda, perché stiamo lavorando bene l'affinità fra noi giocatori e il timing. Sono quelle più belle, quando riesci a percepire quello che sta facendo il tuo compagno, assolutamente. È stata una partita davvero molto dura, perché voi nei primi 20 minuti avete concesso troppi calci piazzati per loro, poi pian pianino, appunto grazie anche alla tua prima meta, siete riusciti insomma a sbloccarvi. Sì, abbiamo iniziato un pochino in difficoltà, abbiamo iniziato a prendere le misure dopo questi calci di punizione, è iniziato un po' a ingranare, abbiamo capito dove c'erano gli spazi, controllato un pochino meglio la gestione del territorio e abbiamo portato a casa la partita. Emozionantissimo sono stati praticamente gli ultimi 5 minuti. Avete, tra virgolette, regalato la possibilità a Rovigo di andare a meta perdendo palla nel loro metà campo, loro sono riusciti a trovarla e poi siete stati bravi in difesa a bloccare ogni loro tentativo e soprattutto a non commettere fallo. Sì, è la cosa che ci siamo detti a fine partita nel gruppo. Ci sono cose ancora da lavorare, assolutamente, ma la determinazione e la tenacia che abbiamo dimostrato è quello da dove dobbiamo partire e continuare a lavorare. 5 partite, 5 vittorie, questa diciamo era, non dico una tappa fondamentale, ma insomma per misurare veramente il valore della squadra, anche perché Rovigo è una delle candidate, come voi, ad arrivare insomma in alto alla vetta di questa stagione. Sì, però come ci siamo detti prima della partita, ogni partita è importante, noi lavoriamo per vincerle tutte. E adesso la consegna della cravatta come man of the match. Presidente, nel suo volto la felicità, la tensione, perché insomma... La sofferenza enorme, è stata sofferta meritatissima, non avremmo meritato di perdere per nessuna ragione al mondo ed è stata dura fino all'ultimo istante. Con Rovigo probabilmente bisogna soffrire sempre, ma è una squadra di notevole spessore, quindi onore e merito ai perdenti ma anche ai vincenti decisamente. Dopo un quarto di campionato per quanto riguarda la stagione regolare, insomma 5 su 5 non è male, no? Potremmo essere probabilmente primi in classifica, ma in teoria non lo siamo, quindi la nostra sarà una gara di rincorsa per tutto l'anno e vediamo di portarla a termine nel miglior modo. La squadra oggi ha dimostrato veramente qualità e carattere, si può dire, qualità e carattere. Qualche ingenuità, ma per il resto i ragazzi sono stati molto bravi. Siamo soddisfatti. Molto bravi anche insomma con tutte quelle fasi provate da Rovigo a non far fallo, a non regalare una punizione. Non abbiamo regalato e con un uomo in meno è stata una resistenza da trincea, anche perché la meta che hanno fatto era sul filo del millimetro proprio, forse ha toccato la linea, quindi in realtà i ragazzi hanno fatto veramente resistenza da trincea, veramente la linea Maginot ha resistito, ottimo, grazie. Le hanno fatto un bel regalo di compleanno. Sì, proprio un bel regalo, alla fine però ragazzi che sofferenza. È stata una grande sofferenza, però anche insomma un momento di intelligenza, il fatto di non aver commesso il fallo. Certo, una ottima intelligenza, però guardiamo un attimo prima, con un vantaggio di 13 punti dobbiamo gestirla meglio la cosa. Infatti c'è stato uno sbaglio, una palla persa all'interno della metà campo di Rovigo che è sfociata appunto nella meta di Rovigo, poi il giallo, insomma è stata grande difficoltà, ma c'è stato qualche problema un po' così all'inizio della partita con la mischia chiusa? Sì, loro hanno giocato molto sul nostro Zani, hanno lavorato sulla sua spinta e ci hanno creato una grossa difficoltà, abbiamo preso 4 calci di punizione solo il primo tempo in mischia.
Purtroppo anzi per fortuna siamo riusciti a uscirne fuori con delle buone giocate, con dei cambi d'angolo sui loro grossi e siamo riusciti ad arrivare in vantaggio nonostante questa mischia un po' deficitaria. 5 partite, 5 vittorie. Che voto diamo fino adesso in questo inizio campionato? Un bel 10 insomma. Ricordiamoci che noi partiamo da un -8 per un nostro errore adesso vediamo un po' se è stato proprio un nostro errore o non è stato un nostro errore, però per la federazione ci ha dato una partita persa e che erano 4 punti sicuri e altri 4 sotto di squalifica. Partire da un -8 non è facile. Un -8 alla fine. Per quanto riguarda insomma, il lavoro, la seconda meta di Odiete, no? È spettacolare per voi coach, no? Impostare così in mischia, poi preparare la fase del gioco aperto, meglio di così, proprio è l'emblema del vostro modo di giocare la seconda meta, no? A differenza del solito, quello che abbiamo cercato di fare con questa squadra, perché hanno 4 centri alla fine, 4 grossi, grandi e grossi, e non giocare verso l'esterno perché ti prendono, ti impacchettano e ti portano al tennis che è qua di fianco a noi, ma cercare di cambiare gli angoli sulla loro corsa, e così è stato fatto e così Odiete ha ritrovato la meta. Molto bravo, complimenti a lui. Insomma il lavoro della settimana è riuscito splendidamente da questo punto di vista. Sì, questo qui è il lavoro riuscito, quello che adesso dobbiamo fare un po' il punto e capire come mai da 13 punti di vantaggio riusciamo a far recuperare una squadra. Complimenti. Grazie ancora. Vittoria sofferta, meritata? Ma penso di sì, nel senso che avevamo dimostrato, stavamo prendendo la partita in mano, eravamo, non mi ricordo più, comunque avevamo un buon gap e ecco, l'unico rammarico era su quel momento lì uccidere la partita. Bisogna tener conto che si è in 2 squadre in campo e Rovigo in questo momento è la squadra meglio attrezzata che c'è in Italia, quindi li abbiamo rimessi secondo me un pochino in partita con un po' di errori, loro erano superiori a noi in mischia, quindi avevano comunque una piattaforma importante su cui lavorare. E li abbiamo rimessi un pochino, abbiamo preso il giallo, quindi ci siamo trovati in difficoltà, ma la risposta che hanno dato i ragazzi è molto, molto interessante, cioè non lasciare Rovigo, che queste genere di partite le vince, non lasciarle vincere è molto importante. Apprezzo molto di più vincere questa vittoria qui che quella dell'anno scorso in cui Rovigo ha giocato in 14 e abbiamo dato 40 punti. È un bel segno di maturità, ce le siamo detti prima della partita e l'hanno dimostrato, anche perché continuiamo ad avere 8 punti da recuperare e questa è la miglior maniera per farlo. Appunto un ottimo inizio di stagione che sta proseguendo. Per quanto riguarda insomma, il lavoro settimanale, parlando anche con Chino, la seconda meta è insomma, il risultato migliore di quello che è stato fatto nella preparazione di questa partita. Sì, sappiamo come difende, hanno buoni difensori, non abbiamo inventato nulla, se guardi la Coppa del Mondo, quando arrivi nei 22 le difese sono molto organizzate, vengono su aggressive e abbiamo cercato di lavorare per stringerla e alla fine i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, Ceccato, Diete, tutti quanti, e hanno segnato una bella meta, quindi sono molto contento per loro perché sono quelle cose che gli danno sicuramente soddisfazione. Si chiude una prima parte di campionato insomma, che voto diamo? Ma direi su 10, ma siamo molto contenti, 8 perché c'è ancora molto da migliorare, abbiamo fatto fatica all'Aquila, questa partita abbiamo lavorato bene per 50 minuti, poi abbiamo avuto un po' di crollo, se hai delle ambizioni devi darti come si dice, i mezzi per portarle avanti, quindi su questo dobbiamo lavorare, quindi darei un bel 8, 8,5 ai ragazzi e continuiamo così.